Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live del vostro Marietto Veneziano. Ormai chi segue il Marietto da diversi anni ha capito che non ci sono pranzi gratuiti, ha capito che non bisogna agganciarsi a egregore di cui non si sa la provenienza e lo scopo, perché le egregore, come vi ho spiegato in altre pillole, mangiano il corpo eterico quando si esce da questo cerchio magico e ha capito che il Marietto aveva previsto due cose importanti. La prima che i servizi del Ministero degli Interni, cioè i servizi segreti, avrebbero abbandonato le case da gioco, il gioco d'azzardo, ma soprattutto alcune case perché erano i loro caposaldi, no? I loro cavalli di Troia, e poi sarebbe arrivata la guerra con la Russia e ci siamo dentro in pieno. Quindi pranzi gratuiti non ci sono, quindi ognuno deve pensare per sé, per i propri figli, ognuno deve fare le mosse giuste, non deve farsi trascinare da questo New Age degli angeli colorati, degli extraterrestri, canalizzazioni, salti quantici e quant'altro, vogliamoci tutti bene, parole magiche, leggi di attrazione. Tutte queste cose chiaramente non fermano le bombe da 200 kg di tritolo dei russi. Siamo in una situazione difficile perché abbiamo avuto una, come si suol dire in Europa, ma anche nel mondo, ma soprattutto in Europa, in alcuni stati, una dittatura farmacologica per 2 anni. In altre parole, secondo alcuni analisti, c'è stato questo attacco batteriologico che poi è stato impacchettato come un virus e le persone sono state sierate. Addirittura c'è chi ha fatto 3 vaccini. Quindi gli unici che ci hanno guadagnato in questa guerra sono state le industrie farmacologiche. Ma questo era già stato previsto da Marietto perché, come se qualcuno si ricorda, già dal 2015 avevo fondato il sito alcapitano.intervista.org e messo dei circuiti radionici in previsione dal 2020 al 2029 di una situazione nefasta per lo Stato, per il popolo italiano. Infatti, che ha già stampato i circuiti radionici di difesa dello Stato, ma anche in difesa delle forze dell'ordine, perché già dal 2015 avevo proposto a chi li scaricava a questi circuiti di attivare anche per forze dell'ordine, per forze dell'arma, dell'esercito, della finanza, polizia, perché in questi periodi saranno messi sotto pressione. E dobbiamo sostenere con tutte le nostre possibilità. Quindi se conoscete qualcuno a forza dell'ordine, mettete dentro questi circuiti di protezione nome, cognome e anche la sua famiglia. Bene, detto questo, vi ricordo anche che purtroppo la Russia ha incominciato a attaccare l'Ucraina, ma poi a chi toccherà dopo? L'Ucraina chiaramente è stato un po' un agnello sacrificale, anche se dovesse fermarsi adesso la guerra in Ucraina, come minimo per tornare a come erano 20 giorni fa ci dovrebbero mettere dai 5 ai 10 anni di ricostruzione. Più non contiamo i morti e la devastazione psicologica che le persone hanno avuto e hanno. In più questi milioni di persone che sono in giro per l'Europa. Ma adesso noi nel concreto, aspettando questa situazione tragica, cioè che abbiamo visto, stiamo uscendo da questo Covid, l'abbiamo superato malissimo, stiamo entrando in una recessione economica che non ha mai avuto un impatto così forte sulla popolazione degli ultimi 70 anni. Abbiamo avuto aumenti di bollette del gas, dell'elettricità e di conseguenza fra un po' della benzina e fra un po' su tutti i supermercati si avranno un aumento dei prezzi. Quindi l'inflazione galopperà, e stiamo entrando in una fase acuta di guerra, guerra psicologica, guerra dei social, guerra batteriologica, guerra con le armi, insomma siamo nel peggio del peggio. Anche perché noi, nati nel baby boom, ma anche per i nostri giovani che sono nati con le PS4, no? Non abbiamo il senso del sacrificio. Il Marietto consiglia di acquistare da il Dagana Marietto Veneziano il sigillo 6 di Marte per la protezione o il ciondolo, no? Perché ognuno deve pensare a se stesso e ai propri figli e gli altri devono pensare ai propri figli. Quindi il prossimo stato che molto probabilmente avrà il piacere o la sfortuna, dipende dai punti di vista,
di incontrare l'esercito russo molto probabilmente sarà la Polonia, proprio perché in questo momento si sta attivando per difendere il popolo ucraino. Quindi nei prossimi tempi molto probabilmente la situazione degenererà e la Russia molto probabilmente sarà costretta a difendersi da un attacco della Polonia. Bene cari amici, vi ringrazio e alla prossima, ciao.